La combinata però, la combinazione tra la realtà virtuale e la realtà aumentata, quindi quella che ormai già da tempo si chiama XR, ovvero Mixed Media, fino a 2 anni fa parlarne in un'intervista del genere si sarebbe trattato di citare magari qualche esperimento prototipale. Oggi ti posso citare, esci, vai in giro e guardi la pubblicità dei Ray-Ban con telecamera inserita. Sì. Quindi c'è qualcosa di effettivamente molto più vicino come dispositivi indossabili che possano funzionare anche in alternativa, in combinazione, ma anche in alternativa con gli smartphone, e consentono anche di slinkare diciamo determinati comportamenti di accesso a contenuto che non siano più legati proprio allo scroll down o al tapping da touchscreen, anche perché la realtà aumentata in particolare, funzionando come media che ha bisogno del puntamento dello smartphone e quindi del mantenimento del puntamento dello smartphone della telecamera verso l'oggetto, più o meno bello fino a 10 secondi, da 15 secondi in poi cancrena al braccio, quindi non è proprio infatti un modello, non è pratico. Esatto, quindi questa cosa di indossare dei dispositivi effettivamente, insomma, sta un po' spostando l'asse. Transmediali perché effettivamente rispondono a un'attitudine di maggiore respiro in termini proprio di accesso, condivisione, partecipazione, eventuale riscrittura anche, che se inseriti uno strano universo cloud che magari include anche alcuni aspetti dei social network, oggi ha un nuovo conio e si chiama metaverso.